ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. Le fiamme gialle del gruppo Caltanissetta hanno portato a termine un'indagine mirata alla prevenzione e repressione dei traffici illeciti anche attraverso la piattaforma di messaggistica Telegram. Grazie alla collaborazione con la Procura di Caltanissetta sono stati individuati vari gruppi attivi sulla piattaforma presenti in tutta la provincia e anche in parti del paese, che offrivano la vendita di sostanze stupefacenti come eroina, cocaina e la droga dello stupro. Le sostanze venivano mostrate attraverso foto e video corredate da recensioni anonime dei clienti e i pagamenti venivano effettuati tramite criptovalute per evitare la tracciabilità. Operazione Shadow Watching condotta dalla sezione operativa navale di Milazzo delle Fiamme Gialle ha permesso di individuare 18 imbarcazioni da diporto di proprietà di cittadini italiani immatricolate in registri esteri ma non dichiarate al fisco. La maggior parte delle imbarcazioni era battente bandiera Belgio, Francia, Polonia e Regno Unito. Grazie al controllo economico del territorio e dell'utilizzo di banche dati, i militari hanno monitorato numerose attività navali da diporto che si trovavano tra le isole Eolie e il litorale messinese. I carabinieri della stazione di San Gregorio di Catane e del nucleo antisofisticazione di Catanese hanno effettuato dei controlli ad alcune attività commerciali finalizzati alla verifica del rispetto delle normative igienico-sanitarie nel settore alimentare. Durante questi controlli hanno sanzionato un panificio per le pessime condizioni igieniche in cui si trovava il titolare, un 42enne catanese, è stato multato con 1.000 euro e segnalato all'ASP per i provvedimenti di competenza. Infine la stazione dei carabinieri di Taormina ha denunciato un uomo di 72 anni noto alle forze dell'ordine per combustione illecita di rifiuti pericolosi. Durante un servizio di pattuglia hanno notato una colonna di fumo nero proveniente da un'area rurale del comune di Taormina. Arrivati sul posto hanno sorpreso l'uomo mentre bruciava un cumulo di rifiuti situati su un terreno agricolo vicino all'autostrada, tra cui pneumatici, parti di auto, materassi, mobili in legno. I vigili del fuoco sono stati chiamati per spegnere le fiamme e prevenire danni all'ambiente, oltre ad impedire che il fuoco si propagasse nel tratto autostradale circostante e potesse mettere a rischio gli automobilisti in transito. Con questa notizia per adesso è tutto, grazie per averci seguito e arrivederci.